lo sentiamo dai nostri imprenditori tutti i giorni, dalle ricadute negative che ha questo embargo nei confronti dei nostri prodotti. Ricadute negative che non riguardano solamente l'ortofrutta, diciamo, le carni e quei prodotti che non sono più, per i quali non c'è più la possibilità di esportazione verso la Russia, ma sta accadendo un effetto domino che coinvolge anche tantissimi altri settori. Il blocco dei prodotti agroalimentari in Russia è un ulteriore danno per le aziende della nostra regione, già molto provate dalla crisi e negli ultimi mesi anche dal maltempo. Vedo che la Comunità Europea è pronta a nuove sanzioni verso la Russia, questo ovviamente ci preoccupa, però d'altro canto siamo in una politica europea, dobbiamo far fronte anche a queste esigenze che vanno oltre la sfera di un settore importante come l'agricoltura. Detto questo, l'agricoltura sta subendo dei danni importanti, cercheremo di superarli attraverso degli aiuti che in qualche modo possono accompagnare i nostri imprenditori. Il Veneto è tra i maggiori esportatori di prodotti agroalimentari in Russia e anche per questo è la regione che risente maggiormente del blocco. Nel 2013 abbiamo esportato in Russia per 1 miliardo e 800 milioni di euro e a fronte di un'importazione di 500 milioni, sicché abbiamo un trend nettamente positivo. Siamo i maggiori esportatori, ma per questo ne soffriamo di più di tutte le altre regioni.